ecco, non ci interessa queste cose, possiamo andare avanti. Oggi ci parlo di napoletano, eccomi qua. E poi domani ci fai che oggi? Niente, non tengono cazzo, fanno, non niente da fare, bella giornata, stamattina oggi è venuto di tutto, tempesta, cose, quindi cosa faccio? Vado a togliermi i capelli, che è una cosa che faccio raramente, e quando faccio queste cose, cosa ti viene in mente? La prima cosa è che le fai qualche scimità. Allora dici, perché lo fai scimità? Perché appunto bisogna sperimentare un attimo sul cosa fare. Quindi di conseguenza fammi togliere un po' di roba da mezzo, c'è troppa roba in mezzo. Cercherò un attimino di usare qualcosa che non uso da tempo. Allora, vado a sciacquarmi un attimo nel frattempo la testa per dare un attimino di... Ecco qua. Cosa hai usato un normale bagno schiuma? Niente di particolare. Voglio dire la cosa per salutare a Gianluca, il canale GMC, che mi scordi, cioè, tipo, perché, perché certe volte tra tanti saluti, certe volte non te li segni, tra tanti saluti e tante cose, tante volte non pensi di ricordare al momento di salutare le persone, e magari ti sfuggono tante persone, tante. Allora, nel frattempo il sapone qui sta ancora ad asciugarsi, questo che ho usato ieri, l'altro ieri, no, ieri, oggi è sabato. Allora, vediamo come amputarci i vari nei che solitamente tagliamo, vediamo come toglierci i brufolini Qual è la scelta migliore? Fa sta cosa, usare un rasoio che nemico, un rasoio nemico che solo così tu riesci a trovare e soddisfazione. Sapone che andrò a usare Principe de Curtis, questo qua, Todò, Principe de Curtis, un bel sapone, parecchio che non lo uso. Prende sempre questo colore un po' giallino. Pennello che andrò a usare, dato che non ho preparato nulla, mi serve un pennello bello largo, vado ad usare il Roma. Nel frattempo metto un po' d'acqua nel sapone, la metta, uso l'astra che ho usato ieri, però qua c'è sta pure la scelta di una Feder eh, che però sto rasoio già non sto rasoio non è che già mi ispira fiducia, non siamo molto amici e sto rasoio che sto per usare metto un po' d'acqua nella ciotolina di acqua calda per mettere un po' il pennello, ma giusto così per metterlo, perché come ben sapete i pennelli sintetici non hanno bisogno né di attivazione né assorbono nulla, quindi salvo che si tenga un bacino sotto che fanno male l'acqua, roba, vabbè, ma è uguale, è lo stesso. Allora, prebarba non ne uso, poi cosa c'è? C'è un'altra lametta. C'è un'altra lametta qui che già so forse quale. No, questa è una Fatip. Ma vabbè. Adesso io che andrò a usare, vi stavo dicendo, quasi non lo so nemmeno se riesce, voglio mettere gli occhiali perché devo ben vedere una cosa. Quindi versione occhiali che quasi non vedo un cazzo uguale, ecco qui. Allora è ben chiaro. Le differenze sono già di base.
Allora, tornando al nostro FATIP, vedo se riesco in un certo qual modo a farvi notare già le differenze, sempre parlando del fatto che le lame, questo è quello che mi dà difficoltà perché l'altro fortunatamente la lama si allinea, questo è lo storto, tante volte. Allora, come ben potete vedere, la differenza tra lo spazio che intercorre tra la barra e il K è diversa da un lato e dall'altro, anche se ve lo giro, perché magari uno può dire è un effetto ottico, non lo è per niente, guardate la differenza che intercorre. Quindi già di base abbiamo un'esposizione diversa della lama, che sia positiva, neutra o negativa, comunque c'è un'esposizione diversa della lama. Allora, piano, ma che se cade questo manico che è pesantissimo, mi sfonda il lavabo e non ho intenzione di... Mamma mia, ho sudato per un attimo, ho sudato. Mettiamo questo, tanto bene, così se dovesse cadere qualcosa, un respiro. Ecco qui, vado a mettere la Feder, perché però ma già fa male sta giornata. È di secondo giro e non è nuova, è di secondo giro. Vado a piazzare il cap e vado ad avvitare. Mo, per quanto io possa sforzarmi per cercare un allineamento della lametta, i miei sforzi saranno comunque inutili. Quasi sto pensando pure se ne vale la pena, perché allora da questo lato è praticamente quasi serrato, di qua no, non so se riuscirà questo rasoio a togliermi questi capelli che non sono corti. L'esposizione della lama, come è ovvio che sia, è notevolmente differente e voglio cominciare comunque. Chi dice, ma quello è lo storto. Hai visto ne sullo Stuart? Tolgo gli occhiali nel frattempo. Voglio cominciare comunque questa rasatura con questo rasoio. Nel caso non dovessi trovarmi bene, vado a recuperare l'acqua di vegetazione del sapone mettendola in questo, e nel caso recuperarla do una strizzata buona al pennello e comincio a prelevare il sapone di pasta morbida, semi morbida, non è proprio come l'Andrea Bianchi di ieri, è un po' più dura come pasta, ma vado a fare un bel prelievo perché la testa è tanta, molto di più di quello che si deve prendere per il viso. Allora, se già un sapone, se già non c'è un rasoio, un sapone si azzecca, se già non si parte così, non c'è speranza che dia risultati, diciamo, quali. Qua non è questione di allineare la lametta, non è questione di pin che hanno quel millimetro di distanza dove la lametta si va a infilare e quindi fa differenza di centraggio, come qualche volta si è detto in qualche video. Qua siamo davanti proprio a un rasoio che è un rasoio che tra l'altro rispetto al Fatip normale che lo paghi 12-15 euro, questo ne costa molti di più, il doppio, più del doppio, quindi siamo davanti a una cosa che mi lascia parecchio, ce l'ho già da un po' di tempo, lo sapete, perché non lo uso molto, non lo uso spesso, perché non è un rasoio che... Non dico niente. Dicevamo, oggi parecchia uno schifo. Non è un rasoio che mi fa proprio impazzire, a differenza dell'altro Fatip in aperto, e che nonostante sia un po' ostico nei miei confronti, ma è costruito comunque bene, la lametta si centra e fa il suo lavoro. Poi resta a me ricordare il modo di come usarlo, perché ovviamente
Ogni rasoio ha un suo peso, ogni rasoio ha una sua geometria, ogni rasoio bisogna capire come usarlo. I rasoi intuitivi sono altri, non questi. Quindi, allora, se dovessi trovarmi male con questo per questioni che magari si intasa troppo, non riesce a tagliare, non riesce a togliere, andrò subito all'R41 dove metterò la stessa lametta e continuerò la rasata. Quindi andiamo a bagnare un po' le punte e quindi continuare il passaggio e il montaggio. Cerco di fare un buon montaggio, idratare bene il cuoio capelluto per evitare di farmi male. Allora, vediamo una cosa, non so se ulteriori informazioni. Boh. Questo che dice c'è altra di illuminazione, crea momenti salienti di tocco, no, c'è roba che non ci interessa. Ciao Lollo Lorenzo, ciao. Allora, vediamo un po' di fare un buon montaggio del sapone per fare in modo di avere una bella schiumata. Vado ancora a mettere acqua. Ciao Daniel, ecco qui. Diciamo che ci siamo col montaggio, no? Purtroppo la luce troppo forte certe volte non mi permette di inquadrare bene, ecco qui il montaggio c'è tutto, quindi posso aggiungere ancora un pochino d'acqua. Andiamo a tirare un po' di sapone perché poi se ne è troppo, ecco qui, metto il pennello qui con la speranza che non mi scivola, quindi qui non sta bene, qui lo vado a piazzare qui dietro, sciacquo un attimo. Vogliamo vedere anche dietro, oltre a disordine cosa c'è? Allora, vediamo un po' dietro, ecco qui, vi mostro un attimino così io vedo da questo lato, ecco qui, il montaggio è fatto, credo non manchi niente, credo di non aver saltato alcun pezzo, salvo forse un po' questa parte qui dove forse ho tirato troppo il sapone quando sono andato, ecco qui il sapone è abbastanza tirato, vado a ripulire un attimo. Ciao Peppe, hai montato la panna? Sì, è venuto proprio panna. E ora vediamo di pelare questa testa già pelata. Allora, la lametta ovviamente con questo rasoio si sente parecchio, qualsiasi brufolino, già ne ho fatto fuori uno, se lo porta dietro, perché è un rasoio che già ha il suo peso, è un rasoio abbastanza pesante. Le dimensioni possono ingannare, perché vedendolo piccolo magari, ma è bello tosto.
la testa, diciamo, al suo peso e l'impugnatura anche. Quindi, essendo la superficie della testa abbastanza rigida perché va a contatto con le ossa dirette, se si va anche a calcare è peggio della reazione del viso, cioè praticamente vi portate sangue a morire, vi squartate, quindi bisogna andare molto leggeri con questi tipi di rasoio. Allora, se il rasoio è leggero, vi permette anche di fare un attimino di pressione, ma non dobbiamo mai dimenticare la geometria del rasoio, l'esposizione della lama oltre che al gap e quant'altro, nel senso che sono elementi che da soli non vogliono dire niente, ma messi insieme possono portare ad un rasoio molto cattivo. E questo può essere il caso di questo rasoio qui, che si ha il coraggio di chiamarlo gentile semplicemente perché ha la barra chiusa, ma è tutt'altro che gentile, come ho detto già in altri video, è tutt'altro che gentile. Poi mi piace, sì, mi piace comunque, perché là dove vedo rasoi aggressivi e cattivi è una sfida per me, quindi mi vado comunque a confrontarci sempre. Spesso con questo tipo di rasoio mi faccio puntini, mi lascio qualche taglio, non ricordo se me lo sono fatto, forse sì, però questo è il messaggio è in attesa di essere visualizzato. Vediamo cosa dice questo messaggio. Visualizza messaggio, è in attesa di revisione, vediamo cosa dice. E noi lo mandiamo a fanculo a sto cretino, quindi va bene così. Continuiamo per la nostra strada. E come sempre dico, i cretini di turno quando si fa la live escono sempre, che siano per la maggior parte ragazzini, perché se sono adulti veramente avete qualche problema grosso, ma per la maggior parte sono ragazzini, nonostante io metta l'impostazione e vieti l'ingresso ai ragazzini, perché non è video per i ragazzini, questo, la rasatura non è video per i ragazzini, però alla fine purtroppo non sempre i genitori seguono quello che fanno i propri figli e succedono anche cose così. Mi dispiace per loro che hanno dei genitori così, però pazienza. Certe volte è difficile anche starci dietro ai ragazzi, ma quando suppongo, per il commento, suppongo che sia proprio un ragazzino, quindi stateci dietro a sti ragazzini, ma non per questo, perché figuriamoci, ma proprio perché possono esserci anche persone, possono venire a contatto con persone magari pericolose, persone che non è un mondo bello, quindi vorrei dire, i genitori dovrebbero fare un attimino più di attenzione. E niente, Lollo, un commento cretino anche di un ragazzino che... Ciao Francesco, che me ha messo un commento cretino, ma nulla di grave, nulla di... Però dico, quello che mi preoccupa sono i genitori che non li seguono questi ragazzini, perché oggi, come dicevo, le piattaforme non sono, è terreno fertile per gente cattiva spesso, per gente che... Quindi io presterei un attimino di attenzione se fossi io il genitore di questo ragazzino. Fin quando trova persone come me va tutto bene, ma oggi come oggi c'è gente che veramente non sa nemmeno, non capisco perché stiano al mondo proprio, perché veramente questa gente non merita manco di vivere. Ci sono molestatori, cose varie, si incontrano sui social, sui gruppi, gente che si camuffa e cerca di attirare attenzione, quindi è un mondo non proprio bello. Purtroppo sui social
certe volte succedono cose veramente brutte. Ciao Sasa. Ecco qui. Andiamo a fare la seconda passata, anche se devo dire la verità, il rasoio è andato già molto ma molto a fondo. Ecco qui. Va bene così, il sapone ce n'è ancora, ce n'è abbastanza perché ho prelevato abbastanza, non si è seccato, non si è disperso, non si è polverizzato. Francesca Zanchetta, ma che fai? Niente, mi rado la testa. LM66, ciao, buonasera. Mi rado la testa, è un canale di rasatura sbarbatore napoletano e effettuo rasature tradizionali, quindi faccio la barba e faccio anche la testa con rasoio a 3 pezzi, o che sia altro, che siano 2 pezzi, o che sia chavette, o che sia mano libera. Abbraccia tutto quello che è la rasatura tradizionale, qualche volta come tema c'è anche, faccio anche qualche piccola cosa ricordando le penne stilografiche, la scrittura. No DM, no, sicuramente non lo faccio in pubblico, come potrai ben capire. Sarebbe assurdo. Sul canale assolutamente no. Allora, tutto quello che concerne la rasatura del corpo non la effettuo sul canale. E meno male, ci credo. Secondo te? A parte che non è fattibile su un canale pubblico, su un canale di questo, ma non lo farei nemmeno, tra l'altro. Ecco qui. Devo andarci piano perché la pelle già ti avverte quando arrivi a un certo punto di sollecitazione. Ciao Bruno. Arrivati a un certo punto la pelle ti avverte perché senti che comunque tira. E lì è arrivato il momento di... Ecco qui. C'è qualche punto che devo... Un attimino faccio con questo lato che è più aperto. La difficoltà di tenere un'esposizione diversa della lama e anche un gap diverso porta proprio a questo, che se non fai attenzione, convinto di andare in un verso, ok, usi l'altro e rischi di tagliarti. Quindi, diciamo, poi questi punti sono sempre molto... E lo storto non è l'ideale, perché non è che lo riesci a vederlo, sì, io dallo specchio riesco a vederlo, però non ti fai un'idea proprio perfetta di quello che... Sempre per il fatto che devi fare comunque i conti con... Ok. Con che lato stai andando a tirare? Ok. Non mi resta che risciacquare il tutto e vedere cosa si è... Allora, mi ha effettuato una rasatura della testa con un Fatip piccolo open. Allora, Fatip open, io il retro, ecco qui, e l'ho usato
parecchie volte, soprattutto all'inizio quando i rasoi ne avevo pochi. Ecco qua, questo è il retro in questa colorazione. La testa del rasoio sapete che è sempre la stessa, cambia l'impugnatura, la lunghezza dell'impugnatura e diciamo il diametro dell'impugnatura, quindi le teste gira gira sono sempre quelle. Alessio Caso, grazie. Di cosa? Mi sono perso qualche commento? Ciao Alessio, mi sono perso qualche commento. Forza Juve, vabbè, Forza Juve. Guarda, ti dico, caschi male perché io non sono un tifoso di calcio, quindi puoi scrivere forza quello che ti pare, non sono un tifoso di calcio. Non, non mi avveleno proprio per queste cose, sarà anomalo, ma non sono tifoso di calcio, quindi caschi proprio male con questa cosa qui. Può essere forza qualunque cosa. Poi io vivo qui in Veneto, sai quanti ce ne sono i tifosi della Juve? Una marea. Ce ne sono veramente una marea. Quindi, mentre... Ecco qua. È uguale Alessio, credimi, è uguale per me, non cambia nulla. Per me la mia città non è rappresentata dal calcio, come credo non dovrebbe essere per nessuna città. Le città devono essere rappresentate dalla loro bellezza, dall'accoglienza che riescono a dare, da tutto questo, non sicuramente per il calcio e soprattutto dalle persone per bene che la vivono. Vado a sciacquare la testa. Allora, c'è qualche ritocchino, non lo so, ora vedremo dietro cosa è successo e cosa si è combinato. E... Ecco qua. Vediamo. Andiamo a vedere cosa è successo dietro la mia testa. Allora, ritocchi da fare dietro non ce ne sono. Mi è andata alquanto bene, per essere il Fatip così combinato mi è andata alquanto bene. Mostro anche a voi i risultati della rasatura. Quindi anche questa rasatura è andata a buon fine, si è conclusa bene, non mi resta che dare una botta di after. Vado ad usare, allora di sapone ne è rimasto ancora parecchio,
ancora parecchio sapone e tra l'altro non ha nemmeno smontato, e qui si riesce a vedere la qualità di un sapone, si riesce a vedere la qualità del sapone. Si riesce a capire il sapone di che qualità. Ci sono saponi che già mentre li monti sul viso, con tutta l'idratazione e tutto il resto, riescono a seccarsi e smontarsi. Questo sono passati 30, non dico 30 minuti, ma una ventina buoni sono passati ed è ancora qui, vivo e vegeto, capace ancora di dare le sue prestazioni. Quindi ma ne è un po' a me che faccio il dolcetto. Ci sono saponi che veramente ti invitano, hanno delle profumazioni tipo cioccolato, tipo marzapane, che veramente ti invitano a prendere un cucchiaino e mangiarli, ma purtroppo non si può. Sciacquo un attimo le mani. E beh, a questo punto, diciamo, essendo una fragranza leggera, mi butto sempre di Floyd. Concludo questa rasatura della testa col Floyd, che è un classico della barberia ed è sempre buono, fiorato, talcato, bello. Quindi dura un pochino, tanto brucerà. No, vabbè, non più di tanto, ma aspettavo qualcosa in più. Devo dire, su qualche punto sì. Che punto magari più delicato, più soggetto. Vado a passare. Antonio Amato, Massimo, buonasera. A te colgo questa occasione in live per salutarti e augurarti buone vacanze. Il set di ieri era interessante. Ciao Antonio, grazie, lo stesso a te, grazie per aver visto il video di ieri. Sì, diciamo molto interessante, un bel set, un bel sapone, impegnativo, ma è un bel set. Quindi un abbraccione Antonio, grazie. Ecco qui, la botta di Floyd ce la siamo data. Bello sempre il Floyd, bello sempre, molto piacevole veramente, classico della barberia. Spero che si divertano tutti durante le vacanze, ti auguro veramente di passare buone vacanze Antonio, grazie, sempre gentile. E niente, le mie vacanze le passerò qui, non so se riuscirò ad andare a Napoli, magari mi farebbe piacere, se riesco mi farebbe veramente piacere per rivedere mio padre, quindi se riesco a fare questo salto, perché ci sono un paio di cose da risolvere, quindi non mi è facile, un paio di spesucce da fare e le devo fare per forza, sono abbastanza urgenti e quindi non lo so. Napoli sempre nel cuore, sempre. Cioè, me ne sono andato dalla mia città, vabbè, perché ho conosciuto qui mia moglie, quindi vivo qui, lavoro qui. Sono oramai da 13 anni qui, ma Napoli ovviamente mi resta sempre nel cuore, sempre. La mia città natale, quindi non può essere diversamente. E certe volte la vita però ti porta, vedi, a spostarti, a girare altrove, anche se per cambiamenti, per cose, per tanti motivi. E implica parecchi sacrifici, non pochi. E io ho sacrificato veramente tanto della mia vita, veramente tanto. E non rimpiango il lavoro che avevo giù, non lo rimpiango assolutamente. Ma è difficile, veramente difficile ricominciare. Ciao Giuseppe, veramente ricominciare è sempre difficile, non è più come una volta che vieni qui al nord e trovi lavoro facilmente, non c'è più questa cosa. Una volta era così perché da ragazzo, avevo circa 23 anni, 24 anni, sono stato in centro Italia, al nord, precisamente Pesaro, per quanto riguarda il centro, a nord Bergamo, e trovavo lavoro facilmente anche perché ero giovane
era molto più semplice. Per i giovani ancora c'è questa possibilità di trovare lavoro facilmente, ma ovunque, anche nella propria città. Ma per le persone della mia età, sì, Giuseppe, tutto a posto per fortuna, diciamo in linea di massima, ogni tanto qualche buona notizia arriva, quindi tutto bene, non tanto la settimana scorsa, le settimane scorse, ma per fortuna almeno qualche notizia buona ogni tanto si riceve e quindi si riesce. Ciao Cocco, si riesce un po' diciamo, a bilanciare per quel che si può, perché certe volte ci sono delle cose alle quali ti puoi dare solo forza, coraggio e rassegnazione, quindi l'importante è che non si molla, bisogna sempre andare avanti, sì, sì, questo sì. Bisogna farsi coraggio e andare avanti e proseguire al meglio che si può. Nel frattempo mi sto occupando dello smontaggio del rasoio. Devo dire, con la fede di questo rasoio mi aspettavo di farmi abbastanza male, per fortuna è andata bene, perché le federe come le Kai, sapete, sono lamette giapponesi, sono lamette che hanno prestazioni abbastanza alte e quindi c'è bisogno di gestirle in un buon rasoio, diciamo, le gestisci tranquillamente se hai la mano. Per chi comincia la rasatura tradizionale le sconsiglio perché sono abbastanza aggressive, salvo che non si usi un rasoio come il King C, che consiglio per chi comincia. E per evitare di farsi male, avere una brutta esperienza di partenza, perché bisogna sempre partire piano, con calma e riflessione. Poi c'è tempo e c'è modo di poter prendere qualche altro rasoio, magari con l'esperienza, e uno magari se lo gode pure, senza che poi spende soldi assurdi e va poi a depositarlo nel cassetto. Allora, qual era il problema che si imputava spesso? È inutile che metto la mano dietro perché qua, oltre che coprire la luce meglio, ecco qua, magari si vede, vedete queste fessure che sono sotto i pin di questo rasoio. Spesso il difetto dell'esposizione errata della lama veniva addossata a questo difetto qui, i pin che non erano ben messi sulla placca. Quindi si diceva che la lametta andasse in un certo qual modo ad infilarsi sotto il pin e a mostrare un'esposizione sbagliata della lama, quindi da un lato la lama sfoggiava di più, dall'altro meno, ma vi ho mostrato anche senza lametta che questo rasoio ha proprio una costruzione sbagliata di base. Diverso è, metto gli occhiali perché se no non vedo nulla, diversamente non riesco a focalizzare bene purtroppo, ecco qui. Allora, diversamente è per questo che questo difetto lo mostra meno, difetto poi diciamo, con quello che costano questi rasoi. È chiaro che non si sta lì non si può pretendere molto da rasoio di questo costo. Se si vogliono lavorazioni di alto livello, si vogliono qualità di lavorazione più alte e cose varie, bisogna comunque investire in rasoi che hanno dei prezzi diversi da questo. Voglio vedere anche il Fatip, questo qua di mio fratello, che mostra più o meno la stessa cosa. Ecco qui. Quindi sono tutti fatti allo stesso modo, ma è una lavorazione in scala, voglio dire, non c'è accuratizzazione delle lavorazioni, che spesso non la si trova manco i rasoi che costano molto molto di più di questi. Quindi quello che posso dire cos'è?
Ma accontentiamoci di questi rasoi che tutto sommato il loro lavoro lo fanno bene, si vendono ad un prezzo abbordabile. E qua per esempio vi mostro un altro difetto, se si riesce a vedere. Qua per esempio la finitura è saltata, vedete questo puntino nero, la finitura si è mangiata. Eh, voglio vedere se è sporco o... No, è proprio la finitura che è saltata. E questo, cioè il prezzo sulla scatola 38 euro. Io lo pago qualche euro in meno perché mi è stato fatto un po' di sconticino. Secondo me non vale questi soldi qui. Non vale questi soldi. Tu dici perché l'hai comprato? È perché per provare un qualcosa di diverso e di nuovo, ma sicuramente sono straconvinto che, salvo che non si becchi a culo quello fatto bene, forse ne comprerò un altro, ma a pettine aperto. Se lo trovo e mi capita, ne prenderò un altro in qualche negozio, qualcosa, ne prenderò un altro, ma lo prenderò l'originale a pettine aperto. Anche qui, guardate come è fatto, qui è squadrato proprio, cioè vabbè, che devono seguire, diciamo, delle lavorazioni, la piastra sotto ha un canale, però siamo sempre lì, ve lo rimostro e la differenza è percettibile anche qui dal filmato, non c'è nulla che possa variare questo grosso difetto, non è una questione quindi di occhiali, non è una questione, ma è l'effettivo dei fatti. Vabbè, vai giù, vai già Ricciolo. A sto punto me ne vengo, op. Vado sopra, vado... Mia moglie sta preparando la pizza, quindi vado sopra, vado a godermi, a godermi la pizza e, e niente, ci vediamo alla prossima rasatura, alla prossima sbarbata che farò ovviamente venerdì e potrò prendermela anche con calma perché vado in ferie. Cercherò di farla un attimino prima perché ieri ho finito la sbarbata tardi, erano le 9:30 circa, 9, 9 e qualcosa, ho cominciato tardi, ho finito la sbarbata tardi e non ricordo di preciso l'orario, mentre l'ho pubblicata è andata, si è caricata verso le 3 stanotte. Alle 3. Quindi di sabato, dal venerdì si è caricata di sabato. Ciao Isca. E quindi cercherò di fare prima, cercherò se ho fortuna con la connessione di farla caricare prima e via così, magari anche perché certe volte dice mia moglie perché non la carichi il giorno dopo, perché si va a intrecciare con altri colleghi youtuber e quindi mi dispiace, può sembrare, per chi mi conosce lo sa che io non, cerco sempre di non intrecciarci l'uno con l'altro, ma per una questione di correttezza più che altro. Certo, non posso stare lì a fare una scaletta, a guardare tutto e tutti, perché però per noi che ci seguiamo e che abbiamo l'abitudine di pubblicare in giorni fissi, ciao Gianfranco, Gianfranco credo, Gianfranco, ciao, grazie. E quindi cerchiamo di non pestarci, tra virgolette, i piedi l'uno con l'altro, siamo amici e quindi... Ciao Laura, buon pomeriggio pure a te. Signori miei, il video si conclude qui, ci vediamo la prossima volta, mi raccomando, voglio seguire il canale, lasciate un like, iscrivetevi al canale se vi fa piacere, è tutto, non ci sono vincoli, non vendo niente, non sono qui a vendere cose, ma vi mostro semplicemente i prodotti che compro. Ciao Francesco, buona serata pure a te. E buona serata a tutti quelli che hanno seguito la live, grazie sempre. E pazienza per che ogni tanto esce qualcuno fuori, qualche genio che purtroppo, vi ripeto, alcune volte
sono ragazzi che purtroppo non vengono seguiti e di conseguenza la scocciatura delle live è anche questa, però a me proprio mi scivola, quindi a me scivola proprio questa cosa, quindi non sto lì ad applicarmi. Mi dispiace soltanto perché veramente vorrei incontrare i genitori di questi ragazzi per dire, ma cioè, vedete vostro figlio su che canale va, cosa fa, cosa combina, perché ripeto, fin quando capita qui sono fiori e rose, ma vabbè, va giù, ci vediamo la prossima volta, mi raccomando iscrivetevi al canale, fatemi salire un pochino, dai, e niente, ci vediamo venerdì. Per la live non lo so, forse andando in ferie ne farò qualcuna, magari l'annuncio prima, anche se credo sia una cosa perché la gente ovviamente sta in vacanza, va a mare, va a divertirsi. Avevo anche, come penso tutti gli anni, pensato di staccare con la venuta delle vacanze, di staccare con i video perché alcune volte sono lì a proporre roba nuova, però ovviamente è poco la gente che c'è che segue, quindi non ha né modo di vedere né modo di... Aspetta. Via via, andò, ci mangiamo sta felle pizza, vai, ci divertiamo stasera. Quindi niente, sembra è quasi un peccato buttare un video così, che ha poco seguito, anche se poi c'è chi va a rivederseli, a recuperarli e cose varie, quindi prendono poi seguito, diciamo, nel tempo. Però di prodotti, vabbè, ne ho usati tanti, ne uso tanti, quindi se vi interessa qualche prodotto in particolare, magari posso riproporre anche il video. Ciao Daniele, ciao Francesca del Brocco, ciao. E quindi posso anche, niente, posso anche riproporre qualche sapore che vi siete persi, oppure indicarvi sotto la descrizione, magari il link del sapone che chiedete, che è stata fatta la prova. Oggi ci vediamo la prossima volta. Ciao, grazie Daniele. Ci vediamo la prossima volta. Alla prossima, buona serata e buon fine settimana e buone vacanze per chi va in vacanza, perché non dimentichiamoci che c'è tanta gente che va in ferie. Quindi da lunedì pure Andrea fa l'ultimo giorno che va in ferie, a me cade venerdì prossimo, dovrebbe essere l'ultimo giorno prima di andare in ferie. E poi niente, relax no perché ho tantissime cose da fare, quindi di relax ne avrò poco, ma pazienza. Alla prossima, ciao.